Bene raga, ciao a tutti dal comandante veneziano, siete una su GP4 e abbiamo Senna ancora in pole ragazzi, Senna sta inanellando pole su pole. Buono, Patrese, Berger, Butzen, noi insomma così così settimi in qualifica, abbiamo capito che a parte Ungheria che ormai è la nostra gara, famo un po' fatica, non è prevista pioggia per la gara odierna, molto bene, e andiamo. Andiamo raga, qualifica non strepitosa ma possiamo tranquillamente recuperare in gara, anche se è Ayrton, lo sappiamo. Partenza sublime. Ok, siamo già terzi, molto bene. Anche il Belgio fondamentalmente è una gara iper positiva. Bisogna capire quanto ne ho. Tanto qua subito Ayrton ci prova con Patrese e subito Senna vuole andarsene. Subito fa la voce grossa Ayrton. Dai però, dai però. Non posso almeno non prendere il pat. Sei giri di fuoco qui a Spa Franco. Dai, pompiamo, attenzione Patrese, mi chiude. Devo andare qua. Mamma mia. No, beh, guarda, non ti ridò la posizione neanche se vuoi. Mi ha chiuso malissimo Patrese. Mi ha chiuso malissimo il pat. Adesso Alain è a caccia del brasiliano Ayrton. Alain viene da 2 vittorie consecutive ad Hockenheim e all'Hungaroring. Che rivalità, che lotta, che grandi campioni. Tanti mi scrivono della settima marcia, ragazzi, io non sto toccando nulla, quindi io lascio come di default, se la mod è così, è così. Io non ci posso fare niente, non vado a toccare parametri, cose che poi magari vanno a fanculizzare tutto. Tanto penso che nessuno sia per tutti così. Probabilmente è una scelta di chi ha creato la mod, non lo so. So solo che Ayrton vuole prendere punti. Ci sta provando D'Alena ad avvicinarsi, ma Ayrton, ragazzi, ha comunque un passo da fenomeno. Il classico passo di Ayrton. La McLaren ne ha di più, lo sappiamo. La potenza della McLaren Honda. Barilla, Barilla, fuori motore. Berger, anche Berger probabilmente fuori. Però è fastest di Alain, è fastest di Alain. La gara non è finita, la gara non è finita. Dai piccolo Alain.
Mamma mia, come sta spingendo il campioncino francese che vuole il titolo. Finora il Cume come utente, come giocatore, ha vinto 2 mondiali. Li ha fatti vincere da Ayrton. Vorrei tentare di far vincere il mondiale anche ad Alain. Vedremo. Sicuramente più dura perché la Ferrari non è ai livelli della McLaren, però siamo là. Si vede che anche questa è una gara favorevole. Dobbiamo assolutamente sfruttare queste gare. In certe curve perde, in altre guadagno. Classica situazione. Tanto Butzen è a meno 3. Quasi meno 4. Alain è a caccia. Through the laps, Remaning e ancora Alain. Alain sa che può battere Prost e si può battere Senna in questa gara. Prova un sorpasso impossibile in un punto stra impossibile. Mamma mia. Meno male. Piquet, freni. Attenzione, Ayrton è vicinissimo. Mamma mia, che campione che è Ayrton, lo sappiamo. La lotta tra i due grandi rivali. Qua non prendo, qua sbaglia un po' Senna, ma si fa ingannare anche Alain, incredibile. Prova un internazzo, ma Alain sa che non può toccarsi. Se si toccano e sono finiti. In testa alla corsa Michael Schumacher. Aiuto. Che gara. È una lotta tra il brasiliano e il francese. No. No, mamma mia. Attenzione. Che è successo? Perché? Ma non può essersi ritirato. Attenzione. Attenzione, deve dare posizioni. Vai, andate però. Puttana miseria, andate. Non capisco cosa sia successo. Eccolo qua. P5, ok. Può ripartire la gara di Alain, ma non ho capito un minimo contatto. E ho visto Senna non ripartire più, ma non mi dà ritirato. Donnelly, iBox. Incredibile. E adesso arriva anche l'annuncio che squalifica per Prost alla prossima gara. Partirà ultimo in griglia. Non l'ho proprio capita. Quindi oltre alle posizioni ridate, anche questo. Io speravo di dover ridare la posizione sulla Senna, ma Senna è rimasto fermo, non capisco il perché. Minimo contatto, non c'è niente da fare, i due proprio si odiano. Incredibile, poteva essere una gara epica, buttata via da entrambi. Più da me, cioè nel senso, ho fatto io
Sono andato io un po' lungo, ma non ho capito Senna cosa ha combinato dopo. Allora qua mi chiude. Con una mini doppia squalifica, perse 5 posizioni. E ultimo nella prossima qualifica. Comportamento un po' severo, dato che a Phoenix Ayrton non ha subito nessuna penalità. Però, vabbè, è così. Ci sta provando. Può ancora vincerla Alain. Siamo all'ultimo giro. Ennesimo contatto tra i due. Stavolta è colpa mia, lo riconosco, non c'è bisogno del replay, ma io non ho capito perché Ayrton non è ripartito subito. Non si è ritirato, ma non è neanche partito subito. O se lui andava bene tutti e due fuori, non lo so. Altra gara di polemiche. È proprio una rivalità infinita. Comunque anch'io la vittoria non la vedo quasi impossibile. In realtà guadagno forse un punto in più rispetto a primo Ayrton, secondo Alain. Anche di più, forse la sa superare almeno Patrese. Ma Butzen la va a vincere. Bella vittoria di Butzen. Io prendo 6 punti importantissimi, però non si è ben capito. Il giallo di Ayrton. Il giallo di Ayrton. Ragazzi, stagione di grazia di De Cesaris che si prende la pole position secondo Alesi. Martini con la Minardi 3, una gara di Monza stranissima. Berger quarto, Senna quinto, noi ovviamente ultimi per scontare la penalità. 55 Ayrton, 53 Alain. Pazzesco. Non è prevista pioggia. Pole di De Cesaris senza un senso logico. Dai raga, andiamo a scontare una penalità. Vai. 2 punti separano il francese e il brasiliano. 55 Ayrton, 53 Alain. Monza negli ultimi anni non è mai stata una gara troppo fortunata. Mamma mia. Anche il primo punto di Mansell a Spa. Stanno rallentando come dei disperati. Speriamo di aver danneggiato la monoposto. Ma che cacchio. Ciao Patrese che è lentissimo. Siamo già in P9. Comunque la pole di Cesaris è qualcosa. Incredibile pur per la Dallara. Non ho visto le qualifiche, probabilmente qualifiche pazze. Ogni tanto capita. Subito lungo. Comunque Monza negli ultimi anni non è una gara fortunata. Questo è poco ma sicuro. Siamo alla para e mettiamoci anche Bolica. Tanto Alesi in testa, bellissimo vedere Jean, Alesi.
Stagione incredibile di Alesi. Ma cosa succede? Ma non ci credo. Ma non ci voglio credere, ragazzi. Questa è Monza, signori. Non riesco a indovinare una gara a Monza neanche per sbaglio. E fatalità, poi ho sempre qualcosa, parto sempre ultimo male. Un errore di De Cesaris, probabilmente ha fatto la qualifica della vita. E poi, come tante altre volte in gara, disastro. Attenzione, ancora bloccaggi. Mansell che è sempre indietro. Dai, fammi passare, Mansell, sto lottando per il mondiale. Che cazzo, Mansell, Dio Cristo. Qua è il karma. E Ayrton recupera i punti che ha perso probabilmente. Vara Barilla, vara Barilla. Alesi ancora fastest. Berger, fastest di Berger. Devo entrare a tutti i costi in zona punti, ma manca. Cioè, sono pochi giri a Monza. Vara. Tanti errori, siamo 7 place, scusate. Però tutti gli altri sono molto avanti. 5 secondi dal pat. È un mondiale così. È un mondiale balordo. Se ne stanno andando purtroppo tutti. Se voglio guadagnare altre posizioni non posso più permettermi nessun errore, sperare in qualche ritiro davanti. Fastest di Gerardo. Piquet. Ayrton sottotono perché non ha fatto nessun fastest. Attenzione, fastest di Alain, vuol dire che il ritmo c'è. Infatti ho già, madonna, in un... Ho recuperato 3 secondi in un giro, ragazzi. Nulla è perduto. Purtroppo non in telemodo c'è la classifica parziale, quindi non capisco dove è Ayrton. Qua stanno tutti rallentando per colpa della Minardi, godo. Ci sta provando Patrese, ma devo ciucciarmeli io. Guarda come mi ha chiuso così. Molto bene, siamo in zona point. Siamo in zona point. Attenzione, Alain. No. Muovite, ma va in cura a tomare. Vabbè. Errore che mi costa i punti. Che cagata che ho fatto.
Altro errore. Rischio di non fare neanche punti. Ah, che schifo. Almeno quinto devo arrivare. Martini mi rallenta ovviamente. Che sbaglio che ho fatto alla parabolica. Monza proprio nella mia gara in questo periodo. Torniamo in zona punti, ma mancano pochi giri. Devo perdere meno punti possibili oggi. Peccato che avevo il passo bello oggi. Che altro errore. Tanti troppi errori purtroppo. Per me Ayrton è terzo. Dai, almeno 2 punti, cazzo. Manca un giro e qualcosa. Dai, spingi, Alain, spingi. Siamo a Monza. A casa della Ferrari. Gran sorpasso su Patrese, c'è Nannini e Nannini non lo piglio. Mi serve un altro giro. Probabilmente perdo 2 punti, spero solo da Ayrton. Nannini non lo piglia in un giro, mezzo giro. Chiamaro, finale. Purtroppo quando mi becco la squalifica, che è giustissima, poi dura in gara recuperare e vincere da ultimo. Devo capire se vince Berger o Alesi. Grande Alesi, seconda vittoria in carriera, più della realtà, grande Jean. Ha vinto solo in carda la realtà. Male per noi. Vediamo la classifica. No, ma non c'è, cazzo. Sono a pari punti. Ma dove cazzo è andato? Sì. Ha avuto un incidente allora la partenza. Non l'ho neanche visto sinceramente. Porca miseria. Alla grande, fioi. Torna in pole Senna e doppietta Berger, ragazzi. 55 Ayrton, 55 Len, 54 Berger. 3 piloti, un punto. Incredibile.
Noi, sesti di Cesari, sempre grandi in qualifica. Prevista pioggia? No. Vai raga. 55 Alen, 55 Ayrton, 54 Gerhard. Ma cosa sta... Ma che si... Jump start? No vabbè ragazzi. Ma questo è veramente... Ma che cazzo sono... Jump start, partenza anticipata. Boh. Prima volta che mi capita. It's incredible, Cuba. It's incredible. Qua ho perso anche il salto in partenza, faccio anche bene. Altro colpo di scena in questa stagione stranissima. Detto che le McLaren si fanno doppietta. So cazzi. Devo arrivare iper minimo terzo. No. Ma proprio iper minimo terzo. Che stagione di Jean comunque. No, 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 no. Vediamo se c'è margine. Sto guidando male però. Sappiamo che l'Estoril non è proprio una delle gare più favorevoli in assoluto, certo che a questo punto spero nella vittoria di Berger piuttosto che di Ayrton. Comunque fastest di Alain nonostante la jump start. Alain ha nel mirino l'alto francesino, questo giovane pilota di belle speranze. Il problema è che le due McLaren stanno volando. E Alesi in mezzo. Attenzione qua, Alain deve ciucciarsi subito Jean. Molto bene, molto bene. Vai, vai, vai Prost. Ed è ancora fastest di Prost. Il mondiale non è finito. I primi tre piloti del campionato nelle prime tre posizioni. Stanno un po' rallentando le due McLaren, questo è positivo, ma Berger è in una posizione incredibile, cioè Berger è l'eterno terzo. Adesso però Ayrton è primo, attenzione. Berger fino a questo momento è l'eterno terzo nella sfida tra Alain e Ayrton. Attenzione qua, Berger ha problemi Berger. Problemi per Berger, lentissimo Berger. E adesso, come al solito, i due rivali, primi e secondi, secondi e primi. Berger non ha problemi, però... No, problemi Berger. Incredibile. Sì, Berger ai box, ha danneggiato la macchina nel duello con Ayrton. Speriamo che magari anche Ayrton possa avere qualche problemino, ma non sembra. Anzi, Ayrton sta volando adesso. Non lo vedo neanche più, cazzo. Incredibile la sfiga che ha Gerhard Berger. Era primo contatto con Ayrton, ne ha la peggio lui. Ai box, ciao ciao mondiale. Quello che se finisce così, Senna torna a più 3.
soprattutto vince le gare, che quindi a parità di punti, perché nell'88 ha già perso un mondiale Alain, a parità di punti per meno vittorie. Ayrton sembra imbattibile. La sta mettendo tutta Alain, ma è dura. Molto concentrato, attenzione, Senna sta perdendo secondo me. Forse nel contatto ha preso qualche botta anche Ayrton, chissà. Ho 2 secondi guadagnato, Siamo a metà gara. Un brutto errore qua. Oh, sono una yellow flag, yellow flag. Martini, trasmissione. Attenzione, ma Senna secondo me ha qualche problema meccanico perché... mi ha recuperato ancora qualcosina. Io perdo nella parte iniziale, nel primo settore perdo. Non riesco a prenderla in pieno, nessuna delle due. Cioè, una o l'altra più che altro. Attenzione perché lei può vincere. Ancora 4 giri. Attenzione, siamo vicinissimi, Bel passo, bel passo. Incredibile vedere come c'è Mansell, ha fatto un punto quest'anno. Mamma mia, scendo sotto l'1.13, fastest mostruoso di Alain. Vediamo che ho una falsa partenza anche, mi ha capito come cazzo sia successo. Vedo che è incredibile il problema di Berger, pazzesco. I due fenomeni, attenzione, capelli e box, capelli e box. Alain ne ha di più. Secondo me anche Ayrton ha subito qualcosa nel duello con Gerhard. Le McLaren si sono, secondo me,
Rovinate la gara da sole. Tra di loro. Ne sono certo quasi, attenzione. E Alain supera Ayrton a 2 laps dalla fine. Incredibile. Che tensione. Mamma mia. Ultimo giro. Sarebbe veramente una vittoria mostruosa, magica, eh? Speriamo. C'è una tensione senza senso. Ayrton è vicinissimo. A 0,8 secondi. Aiuto. Attenzione, le ultime 2 curve. Ultima curva. Signore, Alain torna in testa al mondiale. Vittoria di una pesantezza scandalosa. Sì! Yes! Ragazzi, ecco la classifica, più 3 di Alain, 64-61, Berger, sempre sfigato a 54. Molto molto bene, McLaren che mette domina ai costruttori, adesso Alain anche più vittorie, invece Senna stradomina le pole. Raga, un saluto da Comendo, ve ne siamo. Ciao!